Paolo Lambostrini e sono il direttore di un istituto che si chiama Corila, che è un consorzio di ricerca che si occupa della salvaguardia della laguna di Venezia e che è composto dalle università pubbliche che sono a Venezia, le due università di Venezia e quella di Padova, e il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Nazionale di Oceanografia, cioè siamo un'associazione di enti pubblici che fanno ricerca e siamo supervisionati dal Ministero della Ricerca Scientifica. Il titolo è un po' ambizioso di questa presentazione, dalle Nazioni Unite ai cittadini, partiamo da un'idea molto distante apparentemente per fare un discorso locale. E dopo poi arriveremo e vedremo che poi in realtà queste connessioni non sono così labili come uno pensa, cioè in fondo le Nazioni Unite non sono così distanti da noi. Andiamo avanti. Vi dicevo cos'era il Corila, appunto, lo siamo già detto, andiamo avanti ancora. Ecco, in realtà le politiche, le leggi e le politiche dove nascono? Nascono a un processo che nel caso dell'ambiente in particolare è un processo che parte dall'alto, parte da una consapevolezza internazionale, in alcuni casi europea, in molti altri casi addirittura più ampia dell'Europa, e poi via via scende. In particolare le leggi ambientali che sono nel nostro paese, le ultime leggi ambientali, non sono altro che delle trasposizioni nel nostro ordinamento delle direttive europee. Quindi noi in realtà è molti anni che l'ambiente è in qualche modo un patrimonio comune dei cittadini europei e le leggi sono uguali, mentre nel fisco sono molto diverse. Nel caso dell'ambiente le leggi e le disposizioni sono discusse al Parlamento europeo e poi approvate lì nel trialogo tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, e poi devono essere obbligatoriamente implementate nel nostro ordinamento. Quindi le comunità locali, che però hanno il compito di attuarle, perché poi alla fine in caso dell'ambiente molte delle direttive arrivano direttamente sulle spalle dei sindaci, sulle spalle dei cittadini, e devono sapere anche che in realtà non è l'interlocutore, delle volte non sta a Roma, ma sta a Bruxelles, a Strasburgo o addirittura in qualche altro posto più ampio. Quindi per quanto riguarda gli aspetti della protezione dell'ambiente, della riduzione dei disastri, esiste un framework, c'è un quadro che si fa a livello internazionale. Sono le Nazioni Unite che si occupano di questo. Le Nazioni Unite sono appunto l'insieme delle nazioni, cioè l'assemblea dei 100 e passa paesi che volontariamente, in questo caso specifico, hanno deciso di adottare una strategia comune per la riduzione del rischio dei disastri che aumentano nel mondo, causando milioni di morti, causando disastri economici. Però io non userò quella parola che spesso viene usata di disastro naturale, perché i disastri naturali semplicemente non esistono, è una dizione sbagliata che noi nel nostro gergo continuiamo ad usare. Un terremoto su un'isola deserta è un evento naturale che non provoca nessun disastro. Evidentemente se invece su quell'isola allo stesso terremoto abbiamo costruito una casa che poi viene giù, oppure una città, allora quello assume l'elemento del disastroso. Ma ci ritorneremo su questi concetti più avanti. A livello internazionale, quindi c'è nel 2005, adesso è in corso di rinnovo, ci sarà una conferenza in Giappone il prossimo anno, e dobbiamo ridurre le perdite dovute a eventi naturali, aumentando la resilienza delle nostre comunità. Quindi il concetto di resilienza è un concetto molto importante, e lo avevamo sentito anche prima nei sondaggi che abbiamo detto, non è solo, ci sono delle cose che non possono essere evitate, piove. La pioggia si tramuta è un evento naturale, si tramuta in un disastro se non abbiamo fatto le manutenzioni, se non abbiamo fatto determinate cose, ma poi anche come gestiamo poi l'evento successivamente. La resilienza è la capacità di tirarsi su quando si è caduti, e dipende anche come cadi delle volte, no? La capacità di come ti sei tirato su. Quindi non è solamente aumentare la nostra resistenza, cioè dire essere contro, no? Cioè costruire la diga, ma anche capire quello che succede dopo. Quindi le 5 priorità internazionali a livello di governo, le Nazioni Unite dicono che bisogna assicurare che esista una strategia governativa, cioè nazionale. Dobbiamo identificare, valutare, monitorare i rischi e aumentare gli elementi di avviso precoce, l'early warning. Dobbiamo aumentare la conoscenza
per costruire una cultura di resilienza dobbiamo ridurre i fattori di rischio e rafforzare la preparazione alle catastrofi. Quindi questi sono degli elementi che sono stati decisi, che valgono quindi in tutto il mondo. Allora, no, devi fare, basta, schiaccia lì, no, non finirò, ecco. Fai la precedente, no? Così dopo vai. Ecco, vai avanti. Ecco. Allora, esiste una piattaforma globale dove si trova, tutte le nazioni si trovano, ed esiste una piattaforma nazionale che ha fatto delle cose. Adesso ci passiamo rapidamente perché sennò diventiamo troppo lunghi. Quindi è un forum che è gestito essenzialmente in Italia, esiste la protezione civile, esisteva ancora prima che ci fosse questo tipo di organizzazione. Devo dire che la nostra struttura statale è vista in questo caso anche abbastanza come un esempio da parte degli altri paesi, cioè non siamo qualcuno ha parlato di ranking, nel caso di questo tipo di cose l'Italia è in un ranking abbastanza elevato. Perché? Perché siamo più sfortunati, perché nel senso che noi abbiamo avuto nella nostra storia anche recente un certo numero di disastri per il quale dopo ci siamo organizzati via via in senso migliore, cioè purtroppo facciamo è anche giusto però fare esperienza in positivo degli eventi che sono successi. Quindi avanti. In Italia abbiamo quindi un decreto della Presidenza del Consiglio del 2008, quindi è il Dipartimento della Protezione Civile che coordina questi aspetti, però in realtà è è inutile descrivere l'organizzazione che è molto complessa, comunque coinvolge direttamente, è un'organizzazione stellare, cioè che coinvolge molto le regioni e dalle regioni le comunità locali. Quindi il meccanismo della protezione civile italiana, che da Zamberletti in poi è un sistema di questo tipo, cioè organizzata centralmente con capacità di intervento però di sussidiarietà che poi va direttamente alle regioni, e poi come sanno bene i sindaci, sono i sindaci poi gli attori delle azioni sul territorio, no? È un modello efficace che corrisponde poi anche a quello che abbiamo anche un pochettino insegnato a livello internazionale. E l'altra cosa però, le Nazioni Unite, questa è la novità, perché qui ci coinvolge più direttamente, hanno pensato anche che non era sufficiente per aumentare la resilienza delle comunità parlare solamente alle nazioni, cioè nei luoghi deputati in cui questo avviene, cioè solo con i governi, ma hanno lanciato una campagna che va a parlare direttamente con le amministrazioni locali, perché per incrementare la resilienza è uno sforzo che non può essere solamente dal basso verso l'alto come nel processo legislativo che abbiamo visto prima. È un processo che invece deve coinvolgere, deve partire anche dal basso, deve subito andare al basso. Quindi, cosa è successo? No, cosa è successo? Allora, perché non vedo quello che accade. Presento Mario Arpaia, che in realtà è... Tu sei un cittadino pugliese, disastri ambientali. Presidente dell'associazione Memoria Condivisa, è venuto a trovarci oggi, è l'associazione che riunisce tutti i familiari delle vittime delle stragi in questo paese, che ogni anno poi vengono incontrati anche dal Presidente della Repubblica, e siccome ha passione per il Veneto, dove i suoi figli sono qui, lui è qui oggi con noi e come vedete ama molto riprenderci. Tutto qua, così sapete chi è. Mario, grazie, sai dove benissimo, grazie. Allora, quindi dalle Nazioni Unite direttamente coinvolgendo i sindaci delle città, delle diverse città del mondo, è partita una campagna per far diventare maggiormente resilienti le comunità locali. Quindi bisogna ridurre i rischi, certamente il rischio va ridotto, e adesso vedremo un pochettino come, ma anche bisogna diventare più resilienti ai disastri. Per la prevenzione bisogna diventare anche resilienti. Quindi Venezia è stata, nel Veneto, ovviamente poi io parlo di Venezia perché sono veneziano, tra l'altro, come si è capito dall'introduzione, è stata la prima città d'Italia ad aderire a questa campagna. Adesso credo che siano di più di 1400 nel mondo, ma insomma ce ne sono molte, anche in Italia sono le principali città, ma anche piccoli comuni, quindi questo è uno sforzo che si potrebbe fare anche con i piccoli comuni, non c'è un limite di dimensione della città a cui si può fare. Quindi questo serve per difendere il territorio e dopo, come dirò, anche per il patrimonio culturale.
Alla fine, con queste grandi, quindi ci sono le Nazioni Unite ha diverse agenzie, l'UNHCR è una, più nota delle altre è l'UNESCO, ma esiste anche quella per l'Habitat, quella per la protezione per lo sviluppo. Ci sono ovviamente tutte queste forme internazionali che parlano con i governi nazionali, ma adesso vogliono parlare anche con le città, in particolare l'UNHCR, ma ci sono anche altre iniziative che coinvolgono le città, perché è importante, schiacciamo ancora un'altra cosa, arrivare anche ai cittadini. Allora i cittadini possono anche partecipare direttamente a queste cose, bisogna, in termini informatici, si direbbe ampliare la banda di comunicazione che c'è tra cittadini e enti preposti, e ci sono delle forme di partecipazione possibili. Mi scuso, alcuni diapositive sono rimasti in inglese, non ho fatto in tempo a guardare. Abbiamo poi introdotto due cose importanti noi come Veneto e come Venezia in questo tipo di ragionamenti. Il problema del patrimonio culturale, perché come diceva Francisco Goya, il sonno della ragione genera mostri, e in realtà dobbiamo anche domandarci quanto le nostre società sono resilienti alla perdita di beni culturali. Se pensiamo che dopo la caduta dell'impero romano, noi che abbiamo preso Pompei, questi bei disegni perfetti nelle prospettive eccetera, per ritrovare il senso della prospettiva abbiamo dovuto aspettare fino a Piero della Francesca, circa, si fa un po' un salto, no? Quindi abbiamo perso nell'età buia del Medioevo come si sapeva a fare la prospettiva. Quindi alla fine gli elementi, questo per dire che gli elementi culturali, come noi la consideriamo attualmente, sono relativamente recenti, mentre la natura vive così da qualche milione di anni e quindi ha elaborato una capacità di resilienza, la cultura vive da qualche migliaio di anni, quindi è anche meno resiliente, quindi bisogna stare attenti a proteggere il nostro patrimonio culturale. Patrimonio culturale che non è solamente gli artifacts, cioè i beni, i dipinti, le chiese, le architetture, è anche quella cosa che c'è scritta là dietro, che è il paesaggio, e qui siamo in un posto che di queste cose credo che viva, che è una cosa insieme tra natura e cultura, perché le colline così disegnate dalle viti non l'ha disegnate la natura in senso stretto, sono degli elementi naturali disegnati con l'opera dell'uomo. Quindi è insieme cultura e natura, ed è una cosa che è difesa dalle convenzioni internazionali ancora, oltre che nel nostro caso specifico dalla nostra Costituzione, articolo 9, che la Repubblica tutela il paesaggio. Ecco, quindi la resilienza delle nazioni, delle comunità dei disastri, ha una serie di azioni concrete che devono essere fatte, no? Stiamo parlando di disastri in termini generali, quindi per gli edifici per esempio le normative sismiche danno una maggiore protezione, per la protezione delle alluvioni, dei rischi dell'acqua, i rischi di incendi, ci sono altri rischi. L'approccio deve essere però integrato e multirischio, e questa è una cosa che dobbiamo fare, perché poi ci possono essere degli effetti a cascata e ci possono essere per esempio il rischio nucleare che è successo. Non era stato un problema che è saltata la centrale nucleare a Fukushima, è stato qualche cosa che è venuto a cascata dopo un altro evento, lo tsunami. La protezione del patrimonio culturale, se entra in tutte queste cose, aiuta a far capire meglio come l'approccio deve essere integrato, perché alla fine il patrimonio culturale lo trovi negli edifici, lo trovi nel paesaggio, lo trovi ovviamente quando le cose che vanno a bruciarsi e anche in altri rischi. Quindi è anche un potente strumento per far capire la necessità di avere un approccio multirischio. Andiamo avanti, e abbiamo soprattutto fatto una conferenza in cui abbiamo chiamato diversi esperti europei e in questo caso a parlare anche in relazione a quelli che poi sono gli elementi, anche proteggere il patrimonio culturale in relazione alle sfide poste anche dal cambiamento climatico, cioè che è una novità anche di questi anni. C'è una dichiarazione di Venezia, che si chiama di Venezia solo perché è stata fatta a Venezia, che però riguarda il mondo intero, che è stata ripresa a livello davvero mondiale. Avanti. E dice che bisogna incorporare le politiche di protezione dei beni culturali nelle strategie di riduzione dei rischi, ma anche che le strategie specifiche di protezione dei beni culturali devono considerare anche il rischio di disastro, che spesso non accade. No? Facciamo l'esempio, è evidente che nella strategia di protezione, di aumentare la resilienza, un ospedale lo metto magari in una posizione, se c'è un problema di un rischio
di alluvione non lo mettono nella zona più bassa, no, del territorio. Nel caso, però magari nella zona più bassa del territorio c'è il museo, no, dove poi ci sono anche delle... Allora uno non pensa, delle volte la protezione del museo non è solo la protezione antisismica, magari le leggi sono obbligatorie, ma anche quella di mappare l'esistenza del museo in un posto che è soggetto a rischio di alluvione. Questo per dire quanto è importante, con cosa abbiamo sentito a fare, quella è si vede, è una dei programmi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la prevenzione dei disastri, che parla di Urban Risk Reduction and Resilience come immagine all'immagine che gli abbiamo fornito noi di Venezia, no? Quindi per dire che è un modello, adesso questo è solamente iconografico, però anche nei contenuti siamo riusciti a influire anche a livello generale. Quindi dicevo prima, quante direttive e regolamenti, andiamo veloci perché non corriamo, no? Sono sulle spalle dei sindaci, e bisogna capire da dove derivano, perché poi bisogna implementare la protezione dell'ambiente, delle direttive europee, la gestione, poi abbiamo messo anche i problemi dell'inquinamento, e in particolare ultima, perché le cose che stavamo parlando adesso, non ultimissima, ma insomma dal 2007 c'è la direttiva alluvioni, di cui parliamo un pelino più diffusamente. Ecco, mi scuso ancora per non aver tradotto, ma insomma perché ho fatto un po' fretta. Ci sono 4 elementi che vengono protetti dalla direttiva alluvioni, da considerati: la salute umana, cioè soprattutto la vita umana, l'ambiente, le attività economiche, e vi racconto questo particolare, che nella prima stesura della direttiva c'erano solo questi 3 elementi, e furono presentata così la proposta della Commissione nel 2006, la Presidenza era dell'Austria, e ci avevano chiesto di fare una presentazione anche a noi, e il Ministero mi ha detto: vai tu che sei di Venezia, insomma, tanto così difficile. Allora io gli ho raccontato le cose che facciamo a Venezia, e poi mi ha detto: vi siete dimenticati qualche cosa nella direttiva? E questi qua mi guardano, c'erano i commissari, vi siete dimenticati il Kaiser All'Edice, il patrimonio culturale, perché quando hai perso con un'alluvione il Cristo di Donatello, l'hai perso per sempre, cioè ci sono dei beni che non sono facilmente ricostruibili. E hanno detto: hai ragione, e l'hanno messo dentro quindi la direttiva oggi comprende anche la necessità nelle mappe di rischio di segnare anche i musei e non solamente gli ospedali. Cosa dice la direttiva? Dice che bisogna fare dei flood risk management plan, dei piani di gestione del rischio di alluvioni. Questi piani sono obbligatori, no, perché appunto, e quindi entro il 2015 dobbiamo avere questi piani, e passano prima per l'identificazione dei rischi, no, dei pericoli, e poi ancora precedentemente erano l'identificazione dell'unità di gestione, quelli che poi sono i bacini e le autorità competenti. Questo è un'attività di tipo ricorrente, nel senso che poi, una volta fatto il piano di gestione nel 2015, ci sarà un secondo ciclo che ne verificherà l'attuazione, lo dovrà migliorare. Ecco, le direttive europee hanno questo bello, no? Che questo processo che dice che è sempre un processo, non è qualche cosa che tu arrivi, perché poi dipende anche come vengono implementati. Faccio un po' più svelto, mi scuso che sto prendendo un po' di tempo. Ecco, il problema è la valutazione del rischio. Il rischio non è solo la probabilità dell'evento che avvenga, è anche l'effetto, cioè è l'esempio che dicevo prima. Il rischio di un terremoto su un'isola deserta che è molto basso rispetto al rischio di disastro. Se invece è in un centro abitato, evidentemente è l'effetto che conta, no? Quindi il rischio è la combinazione di queste due cose, la probabilità di un evento per l'effetto che ha. Quindi noi dove possiamo diminuire, per diminuire il rischio possiamo diminuire la probabilità, ma dobbiamo diminuire anche l'effetto, le possibilità, le conseguenze. Andiamo avanti. In realtà dobbiamo guardare gli aspetti del rischio, nel caso per esempio
del rischio di alluvioni, la probabilità delle frequenze, l'analisi della frequenza, di quanto piove, di come sono raccolte le acque, e questo ti dà un certo tipo, in inglese dice hazard, cioè del pericolo, diciamo, ma poi anche la vulnerabilità. Cioè, se io ho costruito una diga molto alta per contenere un argine molto alto, per contenere un fiume, però dopo gli costruisco una cosa molto preziosa vicino a questo argine, io non ho diminuito il rischio, perché ho fatto l'argine che mi diminuisce la probabilità dell'evento, ma ho anche aumentato le conseguenze, quello che succede, cioè se poi questo argine si rompe. Quindi alla fine ho lavorato solamente sulla parte della probabilità dell'hazard, ma non ho guardato sulla parte di quelle che sono le conseguenze. Le conseguenze vanno considerati tutti i costi, non solo quello che vale, che ne so, quella casa che ho costruito vicino all'argine, ma anche tutta una serie di altri costi intangibili, che sono quelli sociali, che sono quelli culturali e che sono quindi di tipo diretto e di tipo indiretto. No, piano un attimo. Lo schema va bene anche questo. Lo schema è complicato, no, per valutare il rischio, perché questo poi alla fine deve poter portare all'amministrazione locale a decidere quanto costa la prevenzione rispetto al mettere a posto le cose dopo che il disastro è avvenuto. Che prevenire sia meglio che curare è un detto abbastanza noto, però bisogna capire anche quanto costa prevenire, no? E fino a quanto ci si può spingere nella prevenzione rispetto magari ad avere altre forme di adattamento, no? Quindi bisogna essere molto attenti e bisogna avere degli strumenti per poter valutare bene i costi che hanno le diverse opzioni. In questo progetto europeo che abbiamo appena terminato abbiamo fornito uno schema e quindi delle tool per poter valutare questi costi e queste di tipo diretto e indiretto, in modo tale da fornire a un'amministrazione la possibilità di capire quanto costa la prevenzione, perché la prevenzione è evidentemente la cosa migliore da fare, però molto spesso le amministrazioni si trovano nella necessità di dover scegliere anche diverse forme di prevenzione, e quindi bisogna capire anche questo problema del costo della prevenzione. È uno dei problemi ancora molto forte. Andiamo giù. Alla fine della fiera però il problema non è solamente giuridico, cioè, come dice il padre Dante, le leggi sono, ma chi può mano ad esse? Esiste un problema che non possiamo limitarci dire c'è una bella legge. In Italia le leggi di protezione del territorio non fanno schifo, anche prima che arrivassero le direttive europee, erano delle buone leggi. Poi nelle applicazioni siamo andati assai male, no? Quindi è un problema culturale e non solo giuridico. Alla fine lo schema che noi pensiamo debba funzionare, sono ancora nella teoria ma poi andremo nella pratica con lui, è che noi dobbiamo comporre un mosaico dove ci sono sia le capacità delle amministrazioni, sia anche una capacità dei cittadini che devono essere consapevoli di quello che accade. A queste si attaccano delle capacità operative delle imprese che devono saper mettere mano alle capacità tecniche, e anche però la parte della conoscenza dei rischi che viene anche dalla comunità scientifica. E quindi concludo pro domo mea, anche che io provengo da questa cosa, nel senso che tutte queste cose devono essere integrate, non si può fare a meno di uno o dell'altra, non si può fare a meno né delle... E quindi il discorso delle ricerche. E allora raccontavo questa storia che dice Marco Polo descrive a Kublai Khan un ponte pietra per pietra in maniera molto dettagliata, e Kublai Khan dice: ma qual è la pietra che sostiene il ponte? E Marco Polo risponde: il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, ma dalla linea dell'arco che esse formano. E Kublai Khan rimane silenzioso e riflette e dice: perché mi parli delle pietre allora? È l'arco che mi interessa. E Marco Polo risponde: senza pietre non c'è arco.
bisogna capire che anche i pezzi di conoscenza che noi mettiamo servono a comporre e a tenere in piedi questo arco. Io ho ottenuto un po' di più di quello che era lecito forse, ma per avermi interessato.